Buongiorno. Buongiorno. Bello il coso, il collo alto qua. Bello. Non dimmi che ti sei allagato. Gareggiava il coso, la materassina. Dove? Quando? Da notte si sveglia. Ecco qua. Ma non aveva tenuta acqua. Non teneva l'acqua. Il problema ho visto dov'è? Il lato di qua Dalle chiusure delle finestre. Che non sono ben fatte, capito? Come è la prima volta che prendo tanta acqua in questa tema qua. Questo è il suo difetto. ho trovato il pantalone bagnato, ma il lato di qua. L'umidità è quella. Anch'io ho trovato il casco qua, ma è quella è l'umidità. Io devo andare in pisciare, scusate. Buongiorno. Sì, l'ho fatta ieri. Sì, ieri sera, prima di fare la doccia. Ah, chi è in doccia? Ale Gio, tutto bene? Sì. Dormito di casco, però va bene. Milione di risvegli. Max si è allagato, quindi è dovuto uscire alle 2. Si è messo qua sotto con le sue cose e non so se riuscirà ad asciugarsi. Io meglio che trova una stanza o qualcosa del genere. Le moto sono tutte qui. Spero che parta la mia. Guarda, l'unico che è intelligente è Francesco che ha coperto la moto e noi tutti selvaggi. Bene, vediamo com'è l'atmosfera nel campeggio alle 7:30 di mattina. Stesso ritrovo del Piemonte. Buongiorno. Io i tappi non sento un cazzo di quello che dite. Ciao. Oh, li hai portati i cannoli? Molto bella. La grafica? Ti piace? Grazie Sandro. Bene, andiamo a prendere Beppe. Via. Anche tu hai portato la borsona. Anche tu hai portato la borsona sopra. Oh, ma non mi sentite oggi? Ho anche il cuscino. Anche io il cuscino, scherzo, dobbiamo stare comodi. Poi hai cambiato tenda? Hai cambiato tenda? Sì. Io l'ho portata con la veranda. Anche la mia. Con i paletti. Perfetto. Andiamo? Uscita Desenzano. Bene. Altri due colleghi tiriamo su qui, Max e Fabio, e facciamo una sosta un attimo per poi fare poi la sosta più avanti. Buongiorno! E là! Ora sì che facciamo la sosta. Crampo! Non sei rimasto a casa? No. Ciao! Ciao! Alessandro. Michele. Ciao Max. Adesso mi spoglio. Tutto a posto? C'è una via con scuro. A che ora siete partiti? Alle 3 di mattina? No, quasi. Quasi. Eccoci qua. Siamo in 9 bastardi. Quei bravi ragazzi, vi ricordate? Friuli, Piemonte. Eccoci qua, ci conosciamo tutti.
e questa nuova avventura. 2 giorni, 3 in tutto con viaggio e tutto, ci divertiremo un sacco. Tenda, speriamo non piova troppo e siamo pronti per una nuova avventura. Prendiamo con filosofia questo tratto di strada, un'ora nella costa di Brescia del lago, che il lago è in lontananza, guarda che bello, con Sirmione lì, bello Sirmione. La parte a sinistra del lago è la mia preferita, sembra quasi di essere in Sud Italia. Allora, belli, comodi, ma li ho dovuto mettere giù perché hanno iniziato a darmi fastidio le asticelle nell'orecchio, forse perché sono messo male o il casco è troppo stretto, non lo so. A volte mi fa più male, a volte meno. Devo sistemare meglio l'orecchio, non lo so. Comunque li ho tolte, mi sono tirato giù questo perché è fastidioso. Non ce la facevo proprio più. Eh sì, di cosa parliamo? Degli occhiali Lumo di Revorai che mi hanno dato da provare e recensire poco prima di questo viaggio. Eccoli qua, li vedrete spesso in questo video. Durante il mio viaggio ho già trovato un contro importante. A volte danno fastidio qui nell'orecchio quando li indosso sotto al casco. Va detto però che non sono occhiali studiati per i motociclisti da mettere nel casco, ma sono studiati principalmente per ciclismo e sport all'aperto. Detto questo, comunque fanno bene il loro lavoro. Sono occhiali sportivi fotocromatici e in questi giorni del video con sole, nuvolo, pioggia sono stati perfetti. Si adattano subito ai cambi di luce, anche repentini, come uscendo e entrando dalle gallerie oppure con cambi del meteo. Non sto dicendo che sono i migliori, però fanno bene il loro lavoro. Se volete saperne di più, sul canale c'è proprio un video dedicato appena uscito dove potete trovare tutte le informazioni. Uno sconto del 21%, Ale Failla, e il link in descrizione per poterli vedere, guardarli e se volete acquistarli. Codice utile per tutti i prodotti del Revorai. Torniamo al nostro racconto. Dico che sono tutti innamorati della CRF 300. Sì. Fatto benzina? No. Dopo? Fatto... Quindi solo io e te, Beppe? Benzina ho fatto. Va bene, il ciuffo? Il ciuffo? Il ciuffo l'ho perso quando mi sono sposato. Lei mi ha sposato per il ciuffo, ero sempre in disputa con l'identitore. Facciamo sosta, mangiamo, beviamo un pochino, qua ci carichiamo, poi benzina qua a 100 metri, poi ripartiamo e parte finalmente il nostro giro. Traccia Tet fino al campeggio. Bene signori, si inizia a salire. È bello, guarda che squadron. È bello. Il lago di Garda è meraviglioso. Molto asfalto questo trasferimento verso i passi, ma molto piacevole. Qua questa traccia Tet d'Italia non c'ha tanto sterrato. Molino di Bollone. È vero, Lago Tidrio, è vero. Parti con i tornanti. Asfalto, tornanti, bella strada, bei tornanti, un bel gruppo. Lo so, voi in questo video volete vedere sterrati, cime panoramiche, ma vi faccio vedere una botta di asfalto con forse altri tantissimi tornanti, perché questo tracciato, intanto questa parte è così. Ma se ti piace comunque il panorama di montagna, è fantastico. È un piccolo lago di Garda, insomma, bello. Piccola sosta in cui CRF, che hanno poco serbatoio, e Beppe con la sua 701 sono andati a fare
la benzina per nell'ultimo distributore prima di questi bei passi e poi ripartiamo. Noi spero che siamo a posto. I dispersi alla ricerca di benzina sono riusciti a tornare. Possiamo ripartire finalmente. Accendiamo tutto e finalmente ripartiamo. Donna, che strettina. Bei tornanti stretti, c'è tutti nel boschetto della mia fantasia. Bella stretta anche questa. Sempre più in alto, molto bello. Oh, è iniziato ragazzi, eccolo qua. Siamo nel Baremone. Questa strada stretta con burroni da stare attenti. E io fra un po'... Allora ha detto che ci dobbiamo fermare dove c'è la Madonnina. Dovrebbe essere qua. Poi ci facciamo inseguire. Tutto bagnato. Bello il panorama, la strada molto stretta. Ecco qua, pazzesco, guarda che stradina stretta, bestiale. Panoramica. Bene. Bello, sembra molto il Grappa. Alla fine queste sono le zone. Giù non vedi niente, tutto bianco. Sopra le nuvole. Spettacolo, che bello. Questa è la montagna che mi piace. Così. Wow. Qua avete tagliato, suppongo. Non vi avevo più visti, ero da solo, io in mezzo alle nuvole, vedevo solo bianco e nero. Avevo paura. Ed era bellissimo. Dove siamo qua, Beppe? Maniva? Ah, ma è proprio attaccato. Baremone e Maniva, e si mangia qua e si dice che si mangia bene. Si entra, si mangia. Maniva. Dopo il Baremone c'è subito il Maniva e io non lo sapevo. Tutti felici, contenti, adesso mangiamo e avanti. Salute! Evviva! Evviva! Per un premosto però. No, facciamo l'età media, scusa. Età media. Sandro? Bevi. Sì, che tassi la media? Età media sono 60, 65. 67.
Grazie. Hai abbassato la media. Minuto 20 in meno. Manca Fabio che è un anno in meno di me. Udito? No, ma l'età media qua. 55. 55, cosa ho detto io? No, sei alta. Capito, ma Assai. a Porto Gruaro, per me quando sono arrivato là, mi dico. Bisogna che ti arrivi comunque. Maniva, piatto Maniva. Adesso ripartiamo. Direzione Croce Domini e poi corriamo al campeggio perché si sta facendo tardino. La ragazza è pronta, devo agganciare ovviamente ancora questo. 1, 2, 3. Giù per di là. Giù per di là. Allora, se siete motociclisti esperti che guardate anche tantissimi video dei soliti youtuber, qua al Maniva ci sarete già stati. Io non ci sono mai stato perché non guardo YouTube e vi posso dire che vale la pena sia per la strada, ma venite anche in macchina con di là venite anche in macchina con la vostra compagno. Bello, si mangia bene, veramente buono. Sì, guarda quanti viaggiatori in moto. Spero di aver preso tutto. Via. E guardate che bello. Va bene, dai, apriamo la pista. Cioè per fare 150 km per ora ci sta dicendo che ci sono 3 ore e mezzo. Quindi arriveremo in ritardo, povera ragazza del campeggio. Monte Maniva, benvenuti e anzi arrivederci. Eccola là la base, le antenne. Guarda là. Adoro questa atmosfera. Altro che sole e cielo limpido. Si può avere questa atmosfera sempre. Guarda come va sulla nuvola. Wow. Vai Beppe. Eccola qua. Che posto, un lago, la base, questa strada così. Oh, piano, capre. Ragazzi, voilà, Free Palestina, guarda che disegnone. Certe cose mi sono reso conto che non riesco a farle quando si va via in gruppo e ci sono i tempi stretti, quindi ciao base, è stato bello. Poi a un certo punto partono gli sterratini con asfalto distrutto, pozzanghere, paesaggio. Wow! Ale.
Ci siamo fermati, ma io non me ne ero accorto, sai, Non l'ho visto, io sono primo. Tutto a posto? Ripartiamo? Sì, mi sono perso. Stavo andando via per di quasi sbagliato. Allora qua, non ho più pallida idea. Sì, sono venute su macchine, devi andare per forza. E 100 veicoli autorizzati, io mi autorizzo, te lo dico. Via, è l'unica, non ne conosco altre. Carina sta strada. Come no? No ragazzi, stiamo facendo delle stradine molto belle, particolari. Occhio qua, belle. Occhio a non scivolare, Fabio, nel viscido. Cazzo. Wow. Qua siamo a casa di qualcuno. Salve, ciao. Salutiamo. Madonna che figata. Guado. Ma dai, ma che posti intimi. Baita de Mafinino. Figata. Oh. Che strade, ragazzi. Cioè ragazzi, che discesina era. Wow. Un altro ponte. Un po' Piemonte qua. La parte della Francia sempre distrutta, poverini. Oh, bello. Che bella sta strada. Dai, facci passare, dai, sai anche il telefono, dai, facci passare, dai. Oh, grazie. Oh, ma dai, ma che bello! Allora, non è solo una pausa piscio, ma abbiamo fatto una strada, questa è Tette penso, meraviglioso in discesa. Passaggi importanti in paesini piccoli, carini, bello, l'avete visto dai video? Il freno dietro di Max con la IMA è un po' andato, forse alla pompa, abbiamo frenato tanto in discesa, adesso ci fermiamo un pochino. Moto da trial enduro a bomba qua, siamo in zona verso Bergamo, tra Brescia e Bergamo, ciao. Ci fermiamo un po', pausa piscio e ripartiamo. Parto contro 2 ore e mezza. Sì, beh, ho visto stamattina Google Maps ha sbagliato l'orario e ha messo un'ora in più ora. E alle fine mese correvo, poi mi ha abbassato notevolmente il tempo. Sì, qua si arriva alle 6:50. Ascolta, se metti il pedaggio È uguale. No, non ti fai. No, non andiamo in pedaggio. tu teniamo la traccia alta. No, l'ho messo su Google Maps. Metti Google Maps e campeggio. Andiamo diretti, non è che La c'è. è diversa allora da quella che va. Sì, però non so quanto diversa. Vabbè, stai davanti al tuo che sempre lì Forse se seguiamo la traccia è meglio, sapete? Eh? Se seguiamo la traccia è meglio, almeno tutti ce l'abbiamo. Ma sì, Ale. Sì, non cambia un cazzo per quarto d'ora, dai. No, insomma, quarto d'ora. Andiamo. Una puzza di smog qua dentro, una puzza di smog, spero di uscire presto. Boia! Ranzanico!
Tutto a posto, ci fermiamo? Riposiamo? Tutto a posto, ci fermiamo? Vuoi riposare il culo? Ci fermiamo un attimo? Madonna, mi state spaccando l'orecchio. A posto il culo? Sono solo io che me dà il culo? Vuoi fare pausa 2 minuti? Giusto. Ale, ok. Tutto bene, sì. Peppe, pausa, tutto ok? Ok. A te non te lo chiedo perché tu sei super in forma. Tutto a posto? Ok? Non ti serve fermarti col culetto. Posto? Come volete, cioè. 2 minuti, sì, 2 minuti 3 partiamo. Occhio alle macchine. Ultimi chilometri del giro di oggi, sono rimasto da solo, ma adesso li ho raggiunti. Siamo ormai a Piazza Torre, questo bellissimo paesino in mezzo a sto cucuccio della montagna, penso, perché da qua puoi solo tornare indietro. E siamo arrivati al campeggio. Il programma è: mettiamo la tenda e andiamo subito a mangiare. Doccia e tutto facciamo dopo perché siamo in ritardo tutto di un'ora. Eccolo qua. Oh, che bello. Il Transalp è già arrivato, hai visto? Oh, ciao ragazzi. Ce l'abbiamo fatta! Ciao, sono io. Ciao Alessandro, piacere. Ciao, piacere che ne arrivato. Grazie. È arrivato tutto già sistemato. Sì, ci aspetta da tanto. No, è arrivato. È arrivato adesso, che bello. Ciao, ciao. Ecco lui. Oi. Lui è arrivato prima, volevo controllare se era tutto bene. Sì. Pensavo che eravate già arrivati. È un po' in casino. I primi qua nel nord fanno pagare il pranzo. Allora, prima cena in un posto tipico. Stanchi, unti e besunti. Cosa abbiamo qua di buono? Cervo e polenta. Peppe. Alessandro. Patatine fritte. Verdure. Vino. Pizzaccheri. Noi ci mangiamo una bella bistecca perché abbiamo bisogno di carne, energia, non sei contenta? Guarda, di fibre, guarda. Fibre e verdura. Minchia. E verdura. Ma me lo date un po' di commento su questa strada? Cosa vi è piaciuto di più? Il vario mi è piaciuto perché era Tutto vario. mi piace trovare situazioni diverse, no? Ho stirato la buca, l'asfalto stretto, distrutto, l'asfalto hai stretto capito? di Le capre, E poi- le capre. le capre, tutti uguali, E la famosa strada di merda. la strada di merda, tutte le Che palline l'abbiamo di fatto capre. solo io, lui e te. Io dell'autostrada. Le capre. A me quel cioccolato lì che Stiamo zig-zag. Oh, e quelle non sono capre comuni, quelle sono capre con lo smartphone perché vanno a dormire là sulle antenne. Non so se l'ideatore del giro sei stato solo tu, ma chi è stato, grazie perché è stato per me che non ero mai venuto su queste zone. no, è anche vero, Tutta strada nuova per me. è anche vero, come dice lui, che andando su bei posti così bisogna avere più tempo. È che siamo sempre, dobbiamo fare un altro passo, ma dobbiamo andare a mangiare. E quello un po', che sarebbe bello, visto che vai su un bel E posto, un'altra cosa, fermarci, fare una foto. l'adventure è una cosa, l'enduro ci sta, ma girare così È la cosa più bella. Bisogna imparare ad andare anche in Slovenia, andare da quelle parti là, che il fuoristrada è libero, non c'è tanto da capire. Ecco qui, la fine del primo giorno. Ma queste cose mi fanno impazzire perché siamo i bravi ragazzi, quelli che chi mi conosce sa che siamo andati in Piemonte
e poi in 3 siamo andati in Friuli. Poi abbiamo creato i bastardi, abbiamo unito anche questo e ora siamo qua usciti con gente che all'inizio non si conosceva e ora siamo qua tutti a divertirci. Abbiamo fatto un bel giro, siamo stanchi, è sera, abbiamo mangiato, non so se riusciamo a fare la doccia, ci buttiamo in tenda, dormiamo e domani è un'altra bella giornata. Quindi a domani, buonanotte. Sondrio. Bene. Stati! Grazie a voi, andiate tutti di là. Che avventura!